Caruso, 42enne originaria di Erice, meglio conosciuta come Maria di Trapani, che aveva anche raggiunto la sua notorietà attraverso un programma molto conosciuto in Sicilia dal titolo Stranamuri siciliano. E il conduttore però adesso, Alberto Lipari, si trova nei guai perché è finito sotto processo di fronte a un giudice monocratico di Marsala, che è Lorenzo Chiaramonte, e insieme a lui è stata chiamata a rispondere di maltrattamenti anche la sua assistente Rosalba Platano. Cosa è successo? In questo capo di imputazione si legge che i due, come riporta appunto Meridio News, in concorso tra loro, dopo aver fatto acquistare a Maria Caruso, a Maria quindi di Trapani, una certa popolarità, averla convinta quindi a seguirli in giro per i locali della Sicilia per fare delle serate di promozione con la falsa promessa di guadagni, approfittando anche delle sue condizioni, perché purtroppo soffre di un deficit cognitivo. Per un mese la tenevano reclusa in una stanza presso un'abitazione di Marsala. Fatto veramente molto grave. Nella città del Trapanese lei sarebbe stata costretta a espletare, pensate, i propri bisogni in una pentola e privata dei presidi igienici più elementari. Tra le accuse c'è anche quella di aver malnutrito e dileggiato la donna, ma ci sarebbero state anche delle forme di violenza, secondo sempre quanto riportato, perché veniva quotidianamente percossa dei figli della stessa Platano, l'hanno scritto proprio i magistrati, e per l'accusa sarebbe anche stata ospitata anche in un'abitazione del villaggio Cartibubo di Mazzara, di proprietà sempre della stessa della Platano, dove oltre a subire delle vessazioni avrebbe anche svolto le pulizie di casa, per poi la sera invece, e hanno continuato sempre i magistrati, essere agghindata e trascinata presso i vari locali per delle serate promozionali per le quali non le veniva mai consegnato alcun tipo di compenso, che veniva sempre incassato dall'Ipari e dalla Platano. Quindi maltrattamenti, scrive Amato nel decreto di rinvio a giudizio, che a Caruso rendevano intollerabile la normale vita quotidiana. Quindi pensate, la donna, assistita dagli avvocati, si è costituita parte civile nell'ambito del procedimento. Staremo a vedere cosa succede. È un fatto veramente molto molto grave approfittare di una persona in queste condizioni e trattarla in questo modo. Noi invece andiamo avanti con il nostro appuntamento Stelle di Giorno. A tal proposito andiamo ad ascoltare una canzone protagonista di questo Festival di Sanremo 2017. Lui è Ermal Meta e lui difende anche delle forme molto gravi di maltrattamento, come in questo brano che a me piace tra l'altro moltissimo, dal titolo Vietato morire.